Viterbo, capitale della Tuscia. Tantissime le cose che si incontrano all'interno delle sue mura antiche, ma soprattutto tantissimi i borghi che si incontrano girando attorno in questa Tuscia meravigliosa, dalla montagna, dai Monti Cimini fino al lago, il lago di Bolsena ad esempio, arrivando addirittura fino al mare con il lido di Tarquinia. Se Tarquinia si racconta con il mitico acquedotto settecentesco con le 3 sezioni di archi, primi, secondi e arcatelle lungo il percorso dell'Aurelia, il Lido ne propone le suggestioni di un inverno in cui è spuntato il sole. Ci sono anche tantissime curiosità tra i borghi, ad esempio Sant'Angelo di Roccalvecce, un paese che praticamente viene definito da fiaba, ma semplicemente perché ogni casa è affrescata con un'immagine, un ritratto, un ricordo, una pagina, un'illustrazione che rievoca le tante fiabe, le tante favole del mondo. Un vero e proprio museo a cielo aperto grazie alle moltissime opere di street art che lo colorano. Sotto la direzione artistica della famosa street artist romana Tina Lo Iodice, i muri delle case del borgo si sono animate con opere a tema fiabesco, un viaggio tra fantasia e creatività, murales tematici che fanno entrare a grandezza ipernaturale nella magia dell'infanzia. La fiaba è il luogo di ogni speranza come l'alba lo è di un nuovo giorno. Ci sono frasi che costellano i muri del borgo dipinto e che raccontano questa storia nata tra il 2016 e il 2017, quando questo borgo sconosciuto cercò e trovò la sua riscossa. Se il mondo non ha assolutamente alcun senso, chi ci impedisce di inventarne uno? Potrebbe essere il fil rouge che accompagna tra vicoli e piazzette, scorci che guardano il verde del paesaggio o occhieggiano al di là addirittura dei parcheggi. Balconi, porte, finestre sono tutti incastonati dentro la narrazione. A seguire la mappa, che può essere ritirata all'entrata, sono quasi 60 le fiabe raccontate a colori, dalle 1001 notte a Pinocchio, dalla fabbrica del cioccolato alla Bella e la Bestia, Alice e tutte le sue meraviglie col cappellaio matto e il coniglio frettoloso. Masha e l'orso, il mago di Oz, Pocahontas, la carica dei 101, la piccola fiammiferaia, la volpe e l'uva, Hansel e Gretel, un mosaico completo dall'antichità all'oggi che fa veramente dire c'era una volta Sant'Angelo, perché oggi è un borgo diverso. Nel dicembre del 2016 Gianluca Chiovelli, nativo del territorio, decide di fondare l'associazione culturale ACAS per realizzare autonomamente un audace progetto: trasformare il borgo in uno sfavillante magico palcoscenico dove fare rivivere i personaggi dell'infanzia. Grazie alla collaborazione di questo team di street artist tutto al femminile, le piazze, le vie e i vicoli un tempo desolati hanno ripreso vita. Stefania Marchetto, Tina Lo Iodice, Alessandra Carloni, Daniela Lai, Lidia Scalzo, Isabella Mudanese, Stefania Capati, Cecilia Tacconi, Lena Ortman, Ginevra Giovannon sono alcune delle artiste coinvolte nel progetto che hanno reso Sant'Angelo di Roccalvecce un enorme libro di favole. Ad aprire questa magnifica avventura è proprio Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll. Non è un caso la scelta del simbolo per eccellenza di un mondo folle che si può vedere solo con la fantasia. Il murales è realizzato da Tina Lo Iodice e si trova nella piazza principale del borgo, a sottolineare il legame tra la favola e la rinata anima del luogo. L'orologio del bianconiglio segna con le sue lancette le 11:27 minuti, in riferimento al giorno dell'inaugurazione del 27 novembre del 2017. E da lì inizia il viaggio. Ecco apparire i 4 musicanti di Brema, il libro della giungla, Peter Pan, il piccolo principe, le fate di Avalon, il brutto anatroccolo, Ali Baba, i 40 ladroni, la bella addormentata nel bosco, i 3 porcellini, gli gnomi dei Grimm, i trolls. E insomma praticamente vieni con me, dove nascono i sogni e dove il tempo non è programmato,
è la frase che accompagna in questa passeggiata. E ancora: pensa solo cose felici e il tuo cuore volerà sulle ali per sempre. E naturalmente non può mancare un abbraccio da Biancaneve e i 7 nani. Ma come in ogni favola che si rispetti, non può di certo mancare un finale a sorpresa in cui la bella e la bestia si incontrano e si amano per sempre. E non tutti sanno che questa fiaba avrebbe una base storica riconducibile proprio a questa zona del Viterbese. Infatti la bestia altri non sarebbe che un nobile spagnolo appartenente alla corte di Enrico II di Francia. Pare che a seguito del suo matrimonio con una bellissima damigella della regina Caterina e diverse vicissitudini, si stabilì proprio a Capodimonte sul lago di Bolsena. E non può mancare un passaggio al lago di Bolsena. Questo è il piccolo borgo dei pescatori di Malta. Le origini di Marta sono ancora oggi fonte di discussione tra gli storici. Alcuni sostengono che il borgo sia stato fondato da un pronipote di Noè, altri dicono che Marta ha origini fenicie, altri ancora sostengono la fondazione dal re etrusco Laerte. Il primo dato certo comunque risale al 726 d.C. su un documento di Ludovico il Pio. Il paese è adagiato sulla sponda occidentale del lago di Bolsena e deve il suo nome al rilievo montuoso sul quale è collocato il Monte Marta, appunto. La passeggiata sul lungolago fa scorgere le isole Martorana e Bisentina e altri borghi come Capodimonte, ma soprattutto racconta la vita vera dei pescatori, attività primaria dell'economia del borgo. Le barche, le reti, gli attrezzi da pesca che riposano quasi ad anfiteatro sulla riva del lago. Borgo che ancora oggi è la residenza di numerosi pescatori martani che da centinaia di anni svolgono questa attività, tradizione secolare tramandata di padre in figlio. Sulla spiaggia sono tirate a riva le tipiche imbarcazioni di legno e colorate. È possibile osservare gli artavelli, reti molto particolari di forma conica munite all'interno di reti simili inserite ad imbuto l'una dentro l'altra. Esiste in zona anche l'incubatoio ittico di Marta, dove vengono fatte schiudere principalmente uova di coregone per il sostentamento del pesce di lago e dunque del lavoro dei pescatori. Pare che in via Malassunta ci sia la casa di Tomao, cioè la casa del leggendario pescatore che portò la regina Malasunta sull'isola martana e che tenne i contatti tra la regina dei Goti e la popolazione. Con il suo aspetto tipicamente medievale, la città si sviluppa arroccata su un colle che domina alla vista sul lago tra vicoli e casette in tufo. Risalendo si arriva alla Torre dell'Orologio, l'edificio più importante. Insieme alle case che fronteggiano la piazza Castello, la torre è ciò che resta dell'antica rocca. Con i suoi 21 metri di altezza è ben visibile da lontano, persino dai borghi confinanti. Piccolo sconfinamento in Umbria, ma d'altra parte siamo proprio al confine. Eccoci di fronte allo splendido Duomo di Orvieto, 1290. Simbolo della città stessa è il Duomo, una delle più belle cattedrali d'Italia e del mondo. Si presenta come una costruzione che accorpa diversi stili architettonici. In particolare si può definire un mirabile esempio di equilibrio tra stile gotico, soprattutto per la facciata con le guglie slanciate, e romanico. Gran parte della maestosità della cattedrale è proprio nella sua facciata, ricchissima di dettagli e simboli, dal rosone ai mosaici, dalle porte ai bassorilievi. Nel 1970 le originali porte in legno del Duomo sono state sostituite con dei portali in bronzo con rilievi. Questi ultimi raffigurano le opere di Misericordia, opera dello scultore siciliano Emilio Greco, di cui è presente, sempre in Piazza Duomo, uno spazio museale a lui dedicato. Le 4 guglie del Duomo hanno alla base 4 grandi bassorilievi in marmo, ognuno dei quali rappresenta immagini e storie di carattere religioso. Il giudizio universale, immagini di dannati ed eletti, la risurrezione dei morti. Lo stesso tema viene rappresentato anche nella pittura con gli affreschi del Signorelli nella cappella di San Brizio, con scene apocalittiche e la risurrezione della carne. Celebre per il ciclo di affreschi con storie degli ultimi giorni, avviato dal Beato Angelico e completato da Luca Signorelli.
E per finire, dopo aver vissuto la magnificenza degli interni del Duomo tra nicchie, pitture, affreschi, giochi di colonne, fonti battesimali e organi, una incursione tra le erbe officinali, ben 25 racchiuse in un'antica formula segreta per riscrivere una nuova storia del bere. Si tratta dell'Orvietan o Orvietan, non conosco esattamente la pronuncia, un amaro erboristico dal 1603, risultato di una lunga infusione a freddo delle erbe. L'elisir divenne presto famoso in tutta Europa, particolarmente in Francia, inserito nei trattati di farmacopea, venduto come un vero e proprio medicinale. Da Orvieto, scappatella umbra, in questo giro della Tuscia laziale finisce la nostra puntata. L'appuntamento tra una settimana esatta, sempre qui su questa rete. In collaborazione con